Una buonasera e ben ritrovati cari telespettatori e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Un telegiornale purtroppo ricco di cronaca nera. Apriamo con la notizia di un agricoltore che è morto carbonizzato poco prima delle 15 mentre stava curando le campagne a Cavallicco di Tavagnacco. Per causa in corso di accertamento il mezzo che stava utilizzando per coltivare la terra si è incendiato e l'uomo è rimasto ustionato e morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e purtroppo per l'uomo non è rimasto altro da salvare se non decretare il decesso. Sul posto i carabinieri della stazione di Feletto e versa in gravissime condizioni un ragazzo di 20 anni residente a Cordenons che nelle prime ore di oggi intorno alle 3 lungo la ex provinciale 15 nel tratto che prende il nome di via Puglia a Prata di Pordenone ha perso il controllo della sua moto, una 125 di cilindrata. Da una prima ricostruzione effettuata sul posto dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Sacile intervenuti per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, ha perso il controllo della due ruote di fatto saltando completamente una rotonda. È andato a sbattere contro diversi tabelloni della segnaletica stradale per poi rovinare sull'asfalto. La moto si è incendiata. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale di Udine in gravissime condizioni. Stesse condizioni per un'altra persona ricoverata nel reparto di terapia intensiva sempre a Udine in prognosi riservata. Si tratta di un 47enne residente nella zona del Palmarino che ieri sera attorno alle 20:30 è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Gonars in via Monte Santo all'altezza del civico 69, rilievi dei carabinieri di Palmanova. Stefano Puzzer si è dimesso dal coordinamento dei portuali di Trieste, lo ha scritto sul proprio profilo Facebook. In data odierna ho rassegnato le dimissioni dal CPT di Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. È scritto nel post, una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre. La decisione è soltanto mia, ma non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle, ma io le ho pretese. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1943 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,52%. Sono inoltre 11.353 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi. Nella giornata odierna, per fortuna, non si registrano decessi. Rimaniamo in argomento perché a Gorizia, con l'obbligatorietà del Green Pass, la risposta di cittadini e esercizi pubblici non ha fatto registrare alcuna criticità. Confermarlo il questore di Gorizia. È filato via più o meno tutto liscio per 2 motivi. Uno, perché c'è stata una compattezza da parte dei vari livelli istituzionali, sia a livello di comunicazione, sia a livello di tenuta istituzionale, ma anche perché le forze dell'ordine in tutte le loro componenti si sono date da fare ancor prima che le cose accadessero per fare prevenzione. Poi devo riconoscere che a differenza di qualche altro contesto, qualche altro sito nazionale, coloro i quali pensano in maniera diversa o comunque vogliono manifestare le loro istanze hanno avuto anche un buon senso imperante che ha fatto porre in essere delle manifestazioni che non hanno creato incidenti di nessun genere. Lei ha il termometro della situazione. Ai controlli come si dimostrano i cittadini? Questo tipo di situazione che si è venuta a creare è una situazione completamente nuova, però la risposta è assolutamente positiva sia a livello di esercizi pubblici sia a livello per esempio dei nostri apparati istituzionali. Non si dimentichi che noi abbiamo iniziato anche noi ieri a fare dei controlli interni per le nostre istituzioni, i livelli sono molto alti di partecipazione e comunque vi è una totale disponibilità a sottoporsi ai controlli. Parapiglia tra una ventina di cittadini di nazionalità kosovare del Bangladesh, tutti minorenni, nella prima serata di ieri nella struttura di accoglienza per under 18 di Museis nel piccolo comune carnico di Cercivento, noto da un paio di decenni per questa struttura caritativa a disposizione dei giovani in difficoltà. Tutto è successo all'ora di cena quando uno dei giovani si sarebbe rifiutato di sparecchiare la tavola. A quel punto è nata una sorta di rissa che fortunatamente non ha portato nessuno a rimanere ferito. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Buia e da Villa Santina insieme a 2 pattuglie del 4° battaglione Vittorio Veneto.
Tutti i seggi elettorali dei 2 comuni del Friuli Venezia Giulia in cui si terrà il turno di ballottaggio, Trieste e San Vito al Tagliamento, sono stati regolarmente ricostituiti. Poco meno di 200.000 cittadini della regione sono chiamati nuovamente alle urne a 2 settimane dal primo turno delle amministrative. Si vota oggi sino alle 23 e domani sì dalle 7 alle 15. A Trieste si sfidano Roberto Di Piazza del centrodestra e Francesco Russo del centro-sinistra. A San Vito al Tagliamento si contendono la poltrona di sindaco Alberto Bernava, espressione di 3 liste civiche, e Valerio Delle Fratte per il centro-destra. La percentuale del voto a dati rilevati alle ore 12 si aggirava attorno al 10%. Una mega scritta Spilimbergo con lettere alte 2 metri e completamente mosaicate è stata installata all'ingresso della città per accogliere i visitatori. Dici mosaico e non puoi non pensare a Spilimbergo. Ora però c'è un motivo in più, la grande scritta con il nome della città che campeggia nella rotonda di Via Udine. L'opera è alta 2 metri ed è stata mosaicata da prestigiosi artigiani spilimberghesi e dai giovani allievi della scuola mosaicisti del Friuli. Collocata proprio all'ingresso di Spilimbergo, l'installazione accoglierà cittadini e visitatori ricordando a tutti che stanno entrando nella città del mosaico. C'è una G in minuscolo che ci dice appunto Spilimbergo Go, venite a Spilimbergo, quindi un tratto anche internazionale per raccontare a tutti che siamo in una città straordinaria, patria del mosaico, patria di un'arte millenaria. Contestualmente all'installazione, nell'ambito del percorso che porta al centenario della scuola mosaicisti del prossimo anno, è andato in scena un convegno al Teatro Miotto, l'arte musiva fra identità locale e comunicazione globale, un modo in più per sottolineare il legame forte tra il mosaico e Spilimbergo. L'evento di oggi è stato sicuramente sul solco di queste considerazioni, design e mosaico, quindi la nostra storia, la condivisione con elementi dell'architettura, del design appunto, della grafica, la contemporaneità e il futuro. La lingua parlata è fondamentale per l'autonomia e l'autodeterminazione di un territorio e delle sue comunità. Non è solo una questione culturale, lo ha detto esprimendosi in friulano il Presidente del Consiglio regionale Zanin, prendendo parte nel Duomo di Venzone al 98° congresso della Società Filologica Friulana, dove Monsignor Roberto Bertossi aveva anticipato l'evento celebrando la Santa Messa in lingua. Il complesso bandistico venzonese diretto dal maestro Alberto Zamolo ha suonato nel sagrato le più note arie musicali friulane e il gruppo storico suonatori di tamburi medievali aveva riempito la piazza con suoni di un tempo. L'assessore regionale delle finanze Zilli ha rimarcato che l'occasione di crescita che un popolo ha dipende dal suo passato e dal suo saper fare sistema. È importante che vi siano trasmissioni televisive in lingua, ma c'è bisogno anche che questa sia utilizzata a casa, soprattutto con i più piccoli. E sono iniziate le visite alle bellezze nascoste del Friuli Venezia Giulia, organizzate dal FAI con le giornate d'autunno. Quest'anno per le giornate di autunno abbiamo pensato di aprire il borgo di Chiasottis, che era di giurisdizione della famiglia Strassoldo, una famiglia molto importante che la sua presenza in Friuli è dislocata in varie parti, e qui noi apriremo una cappella gentilizia del Palazzo Strassoldo con le pitture del Quaglio, e sono un po' rovinate perché durante la Seconda Guerra Mondiale era stata adibita ad altri scopi questa cappella, e la famiglia Bettari ci ha invitato per valorizzare questa piccola cappella perché gli affreschi sono rovinati e avrebbero bisogno di restauri urgenti, quindi noi del FAI abbiamo anche questo compito di portare l'attenzione su queste piccole chicche che abbiamo e che dobbiamo valorizzare. Pensiamo che per le generazioni future, per i giovani, sia importante conoscere tutti questi angoli del Friuli che sono nascosti e sono un patrimonio che dietro le spalle delle nuove generazioni può dare sicurezza, la bellezza. Cerchiamo di conservarlo il più possibile. Il mito delle lambrette e delle vespe non tramonta mai, lo dimostra il raduno che si svolge fino a stasera alla Tomadini di Udine in collaborazione con la Polisportiva Lizzi, centinaia di appassionati richiamati dall'evento e 3 generazioni uniti nella passione. Vespa e lambretta, 2 miti intramontabili. Sì, 2 miti intramontabili, anche 2 miti a confronto, proprio come si chiama questa manifestazione, la prima nel suo genere, che abbiamo dato vita qui alla Polisportiva Lizzi presso il Tomadini. Abbiamo cercato di trasportare un po' di sapore dagli anni 40 fino agli anni 2000.
per questa occasione. La Lambretta è ancora un mito che resiste ancora, quanta gente si avvicina a questa passione? Noi contiamo 130 iscritti circa che coprono tutta la provincia, tutta la regione, partiamo da Pordenone, Udine, compresa Gorizia e Trieste. Abbiamo soci che arrivano anche da fuori provincia, dal Veneto e anche soci dall'estero. Pian pianino vedono il mezzo e ricordano che il nonno ce l'aveva e quindi il ricordo del nonno, del papà, del genitore permette di ritornare a un'antica passione dei nostri genitori. Per quanto riguarda la Vespa, tanti club? Sì, tanti club. Il Vespa Club Udine ha avuto l'onore di poter onorare questa manifestazione con una serie di modelli che dal 1946 fino agli anni 2000 hanno coperto tutta la gamma delle Vespe prodotte. Una udinese in 10 pareggia all'82esimo contro il Bologna che era passato grazie alla rete di Barrow. Sentiamo mister Gotti. Il primo tempo non mi è piaciuto per nulla, quindi non sono stato soddisfatto per nulla, l'ho detto con grande chiarezza nell'intervallo. Invece dal punto di vista dello spirito e dell'atteggiamento il secondo tempo è stato molto diverso, fa il paio forse col primo tempo di Genova, lì era successo per l'andamento della partita qualcosa di diverso, quindi un primo tempo di una partita di Serie A che non mi piace, no? C'è poca intensità mentale, cosa che invece nel secondo tempo è capitata, complice anche il fatto che, come accade qualche volta, non sempre, rimanendo con l'uomo in 10, cioè con l'uomo in meno, rimanendo in 10 con l'uomo in meno, ognuno riesce ad andare a recuperare delle energie mentali diverse. Costruisci delle idee che riescano a sfruttare il più possibile le qualità dei giocatori e poi a nascondere anche eventuali limiti e eventuali mancanze. Allora l'Udinese nei 2 campionati precedenti doveva in qualche modo nascondere dei limiti e allora diventava spesso una squadra a vocazione difensiva che non prescindeva da una fase difensiva fatta in un certo modo. Il fatto che nel secondo tempo oggi sei un uomo in meno ma comunque vuoi essere aggressivo, comunque vuoi andare a difendere in avanti, ti porta a concedere delle cose che normalmente l'Udinese non concederebbe. Non c'è pace per il Pordenone, sconfitto 3-1 in casa dalla Ternana, sempre fermo a un punto in classifica. A fine gara ha parlato il presidente Lovisa comunicando il secondo esonero della stagione. Via Rastelli, arriva Tedino. Per la prima volta ho avuto veramente vergogna di aver visto il primo tempo così. Poi tra il primo e il secondo tempo sono andato dentro nel spogliatoio, ho parlato con i ragazzi in un certo modo, una certa idea che voglio fare e si è visto almeno una squadra secondo tempo che ha lottato. Poi gli episodi a volte vanno dritti, vanno storti, perché insomma se ci facciamo gol da solo è dura anche. E quindi però noi dobbiamo cambiare la mentalità. Per la prima volta è arrivato un mister e ha voluto giocare a 5 dall'inizio, cosa che qui non si fa finché sono presidente io. Perché non esiste un conto a giocare gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora per la questione tattica, ma come idea, come mentalità. Sono 14 anni che sono presidente, mai nessuno l'ha fatto e quindi mai nessuno lo farà finché sono presidente io. Quindi il prossimo allenatore giocare a 4 con uno spirito diverso, perché la squadra c'è, ragazzi, la squadra con recupero anche adesso di Cicceretti, di Misuracca, vedete che la squadra è. Avete visto il secondo tempo, insomma. Il problema è che non abbiamo idea, non c'è un'idea di gioco e quindi siccome io mi prendo la responsabilità sempre, la colpa sono io di tutto quanto, di questa situazione qua e siccome lo sono sempre uscito dalle situazioni, anche stavolta usciremo, perché la prossima scelta dell'allenatore sarà un allenatore che torna a portare entusiasmo, idea come noi, di andare avanti, di giocare anche un certo tipo di calcio, non queste robe qua. Prima di salutarci un'ultima ora, il soccorso alpino è intervenuto rapidamente in 2 punti quasi in contemporanea, rispettivamente sul Monte Cellon a Paluzza e sul Monte Quarnan nel Gemonese. Si è trattato di malori di escursionisti che poi sono stati soccorsi dal soccorso alpino e riportati a valle per le cure del caso. Bene, veramente tutto, un grazie a Fabio Di Bernardo per la sua regia, alla prossima, arrivederci.